Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio e benvenuti a Livello Rovente. Qualche settimana fa abbiamo parlato di imposte, tasse, abbiamo analizzato le differenze, le abbiamo introdotto nella materia fiscale. Siamo arrivati a dicembre, quasi alla metà di dicembre, ed è un momento atteso dai contribuenti, un po' temuto per alcuni, perché si parla di IMU e Tasi in particolare, le tasse del mese di dicembre, quasi un regalo di Natale per i contribuenti calabresi e italiani. E noi abbiamo deciso di invitare ancora una volta Pasqualino Pontesi. Buon pomeriggio e benvenuto. Grazie per l'invito. Esperto in materia, chi meglio di lui può accompagnarci verso i prossimi giorni? Ne mancano 4-5, adesso farà chiarezza Pasqualino Pontesi per il pagamento dell'IMU, questa tassa sulle abitazioni, sugli immobili. E allora ne parliamo subito, perché a pochi giorni dal versamento possiamo dare dei suggerimenti ancora a chi deve versare l'imposta. C'è chi aspetta proprio gli ultimi giorni, le ultime ore. Innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito e anche per i complimenti a dir vero immeritati. Ebbene, il fisco non si smentisce mai, come sua consuetudine non concede mai un attimo di tregua, neanche il tempo di archiviare i versamenti di imposta novembrini. Ricordiamo che il 30 di novembre era l'ultimo giorno utile per pagare appunto IRPEF, IRES e IRAP, che un altro appuntamento purtroppo aleggia nel palcoscenico tributario. Infatti vi è il versamento del saldo IMU e Tasi, che rappresenta ancora una volta l'ultima, o meglio l'ennesima tappa di una lunga stagione fiscale costellata da non pochi appuntamenti. Infatti entro lunedì 17 dicembre bisognerà versare il saldo IMU e Tasi per il 2018. Sia ben chiaro, l'appuntamento secondo il rigido calendario fiscale è fissato per il 16 di dicembre, ma comunque quest'anno cade di domenica, quindi i termini sono slittati. Lo riportiamo di nuovo all'attenzione dei contribuenti: per lunedì 17 dicembre è possibile effettuare il versamento senza l'applicazione di sanzioni. Per l'IMU è prevista un'aliquota ordinaria dello 0,76% che i comuni comunque possono aumentare o diminuire di uno 0,3%, e poi c'è un'aliquota ridotta dello 0,4% che invece si applica su alcune particolari tipologie di unità immobiliari. Ci riferiamo alle cosiddette abitazioni di lusso, che sono le abitazioni signorili, le ville, i castelli, contraddistinti in catasto alla categoria A1, A8, A9, che se utilizzati come abitazioni principali sono sottoposti al versamento delle imposte, comunque con un'aliquota bassa dello 0,4%, che addirittura può essere suscettibile di uno 0,2% in aumento o in diminuzione. Addirittura per queste unità immobiliari c'è anche un'ulteriore detrazione di 200 euro, che naturalmente deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato utilizzato a questa finalità. Non dobbiamo però confonderci con la Tasi, perché mentre l'IMU deve essere versata esclusivamente dal possessore, dal proprietario dell'unità immobiliare, mentre per la Tasi c'è una differenziazione. Infatti deve essere anche versata da chi utilizza l'unità immobiliare stessa, che nella stragrande maggioranza dei casi è l'inquilino. In tale ipotesi la quota di sua spettanza varia da un minimo del 10 a un massimo del 30%, a secondo quanto inserito nella delibera del Comune. Tuttavia, nel silenzio dell'ente municipale si applica una quota fissa del 10%. Se però il conduttore, cioè l'inquilino, utilizza l'unità immobiliare come abitazione principale, è esente dal versamento della Tasi e pertanto il proprietario dovrà versare la quota di sua spettanza, che è pari al 90%.
Bene, come nasce l'IMU? Quando è stata introdotta? È una tassa abbastanza recente. Sì, se non vado errato sono 5 anni che c'è l'IMU ed è imposta municipale unica che originariamente c'era l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili. L'IMU diciamo è più restrittiva perché non solo si limita al fatto che il proprietario deve avere la residenza anagrafica, ma deve avere anche la dimora abituale. Quindi queste sono le condizioni indispensabili affinché il soggetto che abita nell'unità immobiliare possa essere esente dal versamento delle imposte. Quindi Come residenza abitazione e principale. dimora. Sì, devono andare di pari passo. Esattamente. Rispetto allo scorso anno i contribuenti dovranno aspettarsi degli aumenti? Fortunatamente no, quindi possono stare tranquilli i contribuenti che devono versare il saldo IMU e TASI, non c'è nessun aumento, perché? Perché c'è il blocco degli aumenti fiscali imposti proprio dall'ultima legge di bilancio, la numero 205 del 27 dicembre del 2017, che non dà la possibilità agli enti municipali di poter aumentare le aliquote. Purtroppo c'è forse una novità non piacevole per i contribuenti, perché attualmente in Parlamento devono approvare questa legge di bilancio 2019 e sembra che c'è la possibilità che i comuni possano un pochino respirare di più, quindi la possibilità di poter aumentare le aliquote, perché per 3 anni i comuni sono stati diciamo, bloccati e di conseguenza ci potrebbe essere questa possibilità e quindi il fisco che concentra la sua attenzione sulle unità immobiliari. Cioè dopo 3 anni che i comuni sono stati messi un po' a dieta, forse c'è un po' di respiro per quest'ultimi. Respiro per i comuni, ma non per noi. No, apnea per i contribuenti, perché fra l'altro sappiamo che i comuni sono in difficoltà, quindi probabilmente la maggior parte approfitterà, anche se è una opzione odiosa per i cittadini che già hanno delle tasse da pagare balzelli, tassare le case davvero, specialmente quando si tratta di seconde case inutilizzate come quelle di campagna, per quelle non c'è neanche mercato. Sì, è vero, però purtroppo il fisco su questo è particolarmente rigido e quindi sulle unità immobiliari c'è questa spada di Damocle. Tuttavia ancora non è detta l'ultima parola, vedremo. Speriamo poi che ci sia un ravvedimento. perché attualmente la legge di bilancio è stata approvata dalla Camera, adesso va al Senato e dovrebbe vedere la luce tra Natale e Capodanno. Cambierà molto, se non sbaglio, la legge di bilancio. Sì, ci sono molte cose che bollono in pentola e poi vedremo l'evolversi della situazione. Conviene avere l'abitazione principale perché anche quest'anno sarà esonerata dalle imposte locali. Sì, fortunatamente sarà esonerata, però dobbiamo puntualizzare alcune cose, e cioè per quanto riguarda questo versamento, considerato che non c'è l'aumento, i contribuenti devono versare quanto hanno già versato nel 2017. Quindi, tuttavia, gli enti municipali potevano anche ridurre le aliquote e questo doveva verificarsi con un'apposita delibera nel mese di ottobre. Quindi, se il contribuente volesse sapere se l'ente municipale ha o meno ridotto le aliquote, cosa molto improbabile, o contatta direttamente l'ente municipale stesso, nella fattispecie l'ufficio tributi, oppure si collega al sito del comune o anche in ultima analisi al sito delle finanze, dove vengono riportate tutte le delibere da parte dei comuni presenti nel territorio nazionale. Pertanto, se nel 2018 il patrimonio immobiliare del contribuente non ha subito dei cambiamenti, perché non ci sono stati acquisti, non ci sono state vendite, né tantomeno successioni, il calcolo è semplice, o meglio, più che calcolo, come dicevamo, devono ricopiare quanto già versato nel 2017. Se invece ci sono stati dei cambiamenti, ad esempio, l'unità immobiliare non è più destinata ad abitazione principale, oppure è cambiata la rendita catastale, in questo caso specifico necessita effettuare gli opportuni calcoli. Però ci possono essere anche delle situazioni particolari, infatti se il possesso dell'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale è iniziata o cessata nel 2018, anche in questo caso necessita effettuare i relativi calcoli. Per dissipare ogni dubbio facciamo un esempio. Se il contribuente nel mese di agosto ha acquistato un'unità immobiliare non destinata ad abitazione principale,
Quanti mesi dovrà calcolare? Poniamo il caso che il rogito è stato stipulato il 3 agosto. Per possesso ai fini fiscali si intende quando l'unità immobiliare è stata utilizzata per oltre 15 giorni in un mese. Ecco. Quindi dovrà pagare il mese di agosto, Sì, perché è datato 3 agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Di conseguenza dovrà versare il 5/12. Questo anche in caso di successione si va a guardare il momento in cui è passato il possesso dal decuius alla persona. Esattamente. Mentre per quanto riguarda colui che ha venduto l'unità immobiliare dovrà pagare semplicemente il mese di luglio. Fino a luglio. No, solo il mese di luglio. Solo luglio dovrà pagare, perché il mese di agosto compete... Giusto, perché prima aveva pagato giugno. Esattamente, quindi solo luglio dovrà pagare. Luglio, uno scorporo totale. Esattamente. Il calcolo e il versamento come avvengono? Sì, diciamo che per quanto... una cosa che mi è sfuggita, l'esonero non riguarda soltanto l'abitazione principale, ma anche le pertinenze all'abitazione principale. Garage? Sì, però qua il fisco interviene in maniera molto specifica, cioè possono essere massimo 3 e una per ciascuna diversa tipologia. Le pertinenze sono locale di deposito, box auto e soffitte. Quindi poniamo il caso che il contribuente dovesse avere due pertinenze, soltanto una delle due a sua discrezione seguirà l'abitazione principale, quindi sarà esente dal versamento delle imposte. Sì. Queste, sia ben chiaro, dal punto di vista strettamente giuridico sono entrambe pertinenze, però il fisco ne riconosce soltanto una per ciascuna categoria. Le pertinenze sono individuate riportate nel Codice Civile all'articolo 817 e sono quelle unità immobiliari destinate in modo durevole dal proprietario dell'abitazione principale a suo servizio o ornamento. Però si possono presentare dei casi particolari. Ad esempio, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 2 diversi appartamenti, e soltanto uno dei 2 sarà esonerato dal versamento delle imposte, mentre sull'altro immobile, denominato dal punto di vista fiscale altra unità immobiliare, sarà assoggettata all'aliquota ordinaria. Tuttavia c'è anche un risvolto positivo per i contribuenti, e cioè se le 2 unità immobiliari sono ubicate in 2 diversi comuni, ammettiamo che il marito è titolare di un immobile in città dove c'ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, e la moglie al mare e c'è la residenza abituale, la residenza anagrafica e la dimora abituale, sono entrambi esenti dal versamento delle imposte. Cioè i 2 appartamenti non devono cadere nello stesso territorio comunale. Quindi in questo caso c'è l'esenzione sia per l'uno che per l'altro. E poi un ultimo caso che si può presentare è quando una casa è formata da 2 unità immobiliari, accatastate però separatamente, non si può usufruire per entrambe delle agevolazioni previste per l'abitazione principale. Ad esempio, se 2 appartamenti sono collegati fra di loro da una porta interna, e senza però effettuare l'opportuna segnalazione al catasto, i 2 appartamenti, anche se di fatto sono un'unica abitazione, ai fini fiscali soltanto uno dei 2, sempre a discrezione del contribuente, ovviamente sceglie quello più piccolo? No, opterà quello dove la rendita catastale è la più alta. È più alta, per giustamente. l'esenzione. Sì, per l'esenzione, per l'esenzione. Verranno quindi valutati in maniera separata. Il contribuente però che cosa può fare? L'appartamento potrebbe essere anche inquadrato fiscalmente quanto l'abitazione nella sua interezza verrà unita catastalmente, cioè questo appartamento dovrà godere di una sola rendita catastale. Quindi in questo caso bisogna fare la variazione. Questa operazione è costosa? No, non è particolarmente costosa, però bisogna fare questa variazione al catasto. Quindi immaginiamo per esempio 2 appartamenti terzo o quarto piano collegati da una scala interna. Possono essere, seppur in caso di proprietà di diversi coniugi. Quindi questo è bisogna comunque che ci sia
un anello di congiunzione, sì, diciamo. sì, però ci deve essere un qualcosa che collega, che collega l'appartamento sopra e sotto, ci deve essere quindi Sì, una sì, scala sì, interna, sì, sì. oppure nel caso che io ho citato poco fa, per quanto Una concerne una porta interna. Sullo che stesso collega. piano, in Però questi sia ben casi. chiaro, i due appartamenti devono essere uniti catastalmente con una Certo, sola rendita. certo, Quindi certo. c'è l'esenzione sia ai fini IRPEF sia ai fini delle imposte locali. Questo viene utile per chi si estende nello stesso palazzo, nella stessa unità immobiliare, e ricordiamo l'altra ipotesi in cui ci siano residenza e dimora in comuni diversi dei cui coniugi, in quel caso Entrambi l'esenzione sono per esonerati entrambi. dal E questo, versamento. per motivi di lavoro la signora o il marito possono trovarsi in comuni diversi, e questo è un bene, insomma, un vantaggio per i contribuenti. Se invece ricadono nello stesso comune, soltanto una. Soltanto una, e naturalmente si sceglierà quella con la rendita più elevata. Perfetto. Torniamo al calcolo, se abbiamo esaurito questi Sì, argomenti, sì, calcolo e versamento, perché ci stiamo arrivando, insomma, sì, quindi sì. dobbiamo calcolare e versare. Sì, e chi dovesse acquistare quindi un immobile non destinato ad abitazione principale, abbiamo fatto l'esempio poco fa, deve effettuare i necessari calcoli. Quindi si parte sempre da un valore certo, che è la rendita catastale, deve essere rivalutata dal 5% e bisogna applicare i coefficienti moltiplicatori e poi naturalmente l'aliquota deliberata dall'ente municipale dove ricade l'immobile soggetto a tassazione per quanto riguarda le imposte locali. Per il versamento, come è arcinoto, si usa il modello F24, anche se i contribuenti possono impiegare il bollettino di conto corrente postale. Questi bollettini sono validi su tutti gli enti municipali presenti nel territorio nazionale. Pertanto, se bisogna versare l'IMU, il numero di conto corrente è il seguente: 188 57 615, mentre per la Tasi è 101 73 81 649. Tuttavia, diciamo che è preferibile utilizzare il modello F24 per una molteplicità di motivi. In primo luogo, l'F24 può ospitare più enti municipali, se invece il bollettino di conto corrente è soltanto uno. Pertanto, se il contribuente dovesse avere più unità immobiliari distribuite in più comuni, dovrà utilizzare tanti bollettini di conto corrente postale quanto sono i comuni stessi. Non solo, se il contribuente dovesse effettuare delle compensazioni con altri tributi, in questo caso non può neanche utilizzare il bollettino di conto corrente, ma deve impiegare il modello F24. Per quanto concerne il versamento, anche qui un distinguo. Se il contribuente titolare di partita IVA deve obbligatoriamente utilizzare i canali telematici. Se invece il contribuente non possiede la partita IVA, può ancora nel 2018 a titolo di saldo utilizzare l'F24 cartaceo, da presentare presso l'agente della riscossione, presso l'ufficio postale, presso anche l'istituto di credito. Però qui intervengono delle eccezioni, perché il contribuente che non ha la partita IVA, ma che effettua ad esempio delle compensazioni, deve anche in questo caso utilizzare la via telematica. Non solo, se il saldo risulta essere uguale a zero, con delle compensazioni, anche in questo caso l'invio deve essere online. È appena il caso di far presente che se gli importi, anche ogni singolo importo, ha i decimali, quest'ultimi devono essere arrotondati all'unità di euro. In particolare, fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, da 50 in su per eccesso. Quindi se il contribuente deve pagare 80 euro e 44 centesimi, pagherà 80 euro. 80 euro e 52 centesimi, pagherà euro. 81. E infine ricordiamo che nella stragrande maggioranza degli enti municipali, se l'importo è inferiore a 12 euro non si paga, però l'importo annuo, non la singola rata, perché potrebbe anche succedere che l'acconto e il saldo sono di 8 euro, però superano la soglia del 12, quindi devono essere versate. Quindi si parla a livello annuale. Una domanda, se si salta la rata del 17 dicembre, ci si può mettere in regola? Certamente, il contribuente che dovesse saltare
questo appuntamento del 17 dicembre può sempre regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto tributario del ravvedimento operoso, che molto spesso viene utilizzato. Perché il contribuente magari per distrazione o purtroppo per altri motivi rinuncia al versamento, però può mettersi sempre in regola con il ravvedimento operoso. È una sorta, diciamo, di condono no stop entro limitati e circoscritti termini temporali che consente al contribuente resipiscente, cioè colui che intende ravvedersi, di pagare il dovuto, maggiorato da sanzioni bassissime, oltre naturalmente al computo degli interessi legali che, lo ricordiamo, per il 2018 è pari allo 0,3%. Dottor Pontesi, parliamo, diciamo ai nostri telespettatori che queste naturalmente sono delle informazioni utili che diamo e che, se vi è sfuggito qualcosa, potete rivedere poi sul nostro canale YouTube, perché già da domani sarà disponibile la trasmissione, quindi se vi è sfuggito qualche passaggio potete riascoltare, magari premere il tasto pausa, prendere appunti, avete tempo fino al 17 per pagare. Casomai c'è anche la possibilità di scrivere mail al suo indirizzo, lo vogliamo dare? Sì, pasqualinopontesi@alice.it. Tutto attaccato, tutto minuscolo, pasqualinopontesi@alice.it, e potete richiedere, naturalmente poi risponderà il dottor Pontesi, oppure sarà argomento di discussione nelle prossime puntate, così come abbiamo fatto oggi, che la seconda parte di questa trasmissione la vogliamo dedicare proprio alle vostre domande, a quelle che sono arrivate all'indirizzo pasqualinopontesi@alice.it. Facciamo quindi un resoconto globale degli ICI e TASI. La TASI invece cos'è esattamente? Cosa paghiamo? È la tassa sui servizi indivisibili. E ancora più odiosa. È ancora più odiosa. Però sembra che con questa nuova legge di bilancio forse le vogliono accorpare. Questo IMI e TASI per evitare tutta quanta questa pluralità, questa con un aumento? Non si sa, c'è questa spada di Damocle dell'aumento delle aliquote che potrebbero interessare tutti i comuni, e quindi vedremo un po'. Comunque non cambierà molto, perché comunque se c'è esenzione comunque. Sì, sull'abitazione principale ritengo che rimanga esonerata dal versamento delle imposte. Meno male. Penso proprio di questo. Penso proprio con la TASI sì. Quindi si pagano i servizi, la luce, l'illuminazione delle strade? Queste qua si pagano e sono finalizzate a questo, soltanto che la TASI, dicevamo che se l'unità immobiliare è stata concessa in locazione, anche il conduttore parteciperà per una quota. Poi c'è la TARSU invece, che è la tassa. Sì, quella è diversa per quanto riguarda appunto la tassa sui rifiuti, quindi il discorso è ben diverso, perché non c'è la possibilità dell'autoliquidazione, in quanto il computo viene fatto direttamente dall'ufficio del comune ed inviato all'interessato. Sono molte proteste per quanto riguarda gli esercizi commerciali, gli uffici che sì, hanno perché è piuttosto onerosa e quindi deve essere poi versata entro delle ben precise date di scadenza, e quindi bisogna rispettarle. Sì, viene anche cadenzata, perché c'è la possibilità di pagarla o in una sola soluzione o in un'unica soluzione o in due soluzioni. O settembre e novembre, se non sbaglio. Ma diciamo che dipende anche dall'ente municipale. Lì ci siamo occupati con diversi servizi di professionisti che dicono, secondo me giustamente anche, noi consumiamo solo un po' di carta, eppure ci troviamo a pagare bollette da 2.000 euro all'anno, studi notarili, studi di avvocati e altro, quindi una protesta, insomma, che striscia da anni. Allora possiamo passare dunque alle domande, alle mail. Oppure se vogliamo precisare queste varie tipologie di ravvedimento. Come no. Questo è il ravvedimento operoso che si snoda attraverso 4 diverse tipologie. Se dovesse esserci qualche telespettatore che entro 17 per motivi magari di salute non riuscirà ad adempiere ai propri doveri del pagamento, possiamo dire che ci sono dei vari metodi per pagare. Vari metodi. Quindi c'è il ravvedimento sprint, breve, intermedio e lungo. Se quindi un contribuente dovesse saltare l'appuntamento del 17 dicembre, come potrà regolarizzare la propria posizione? E allora, dal 18 di dicembre scatta il ravvedimento sprint. Sono 14 giorni per regolarizzare la propria posizione attraverso il versamento dell'imposta maggiorata dallo 0,3%.
1% per ogni giorno di ritardo, arrivando così all'1,4% che è l'ultimo giorno, che è il 2 di gennaio. Dal 3 gennaio scatta invece il ravvedimento breve, 30 giorni di tempo, l'ultimo giorno è fissato per il 17 gennaio e l'aliquota, o meglio la sanzione, è unica ed è l'1,5%. Se decorso il 17 di gennaio c'è il ravvedimento intermedio, 90 giorni di tempo, l'ultimo giorno è fissato per il 17 marzo 2019 e la sanzione è ulteriormente aumentata all'1,67%. Decorso infruttuosamente anche quest'ultimo periodo c'è il ravvedimento lungo, 1 anno di tempo, l'ultimo giorno è il 16 dicembre 2019, la sanzione però è aumentata al 3,75%, più il computo degli interessi legali che dicevamo dello 0,3%, questo nel 2018, però nel 2019 non lo sappiamo perché può essere suscettibile di aumento anche di diminuzione. Il tasso di interesse... Sì, andiamo in pubblicità poi. Andiamo in pubblicità. No, possiamo Lo posso definire? Sì, se è brevissimo, sì. Sì, viene effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente, quindi già ci siamo, rispetto all'entrata in vigore. Poi viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si calcola, e mi avvio alla conclusione, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non inferiore ai 12 mesi, tenendo naturalmente conto dell'inflazione che si è registrata durante l'anno. Grazie, pubblicità, poi ci ritroviamo qui con le vostre domande e le mail, risponderemo a tutti i quesiti che ci avete posto. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte di Nerovente, siamo con Pasqualino Pontesi, stiamo parlando di IMU e Tasi, stavo dicendo ICI, tornando indietro nel tempo. IMU e Tasi. Ma prima di chiudere l'argomento e passare alle domande dei nostri telespettatori, volevamo aggiungere qualcosa sul ravvedimento. Sì, sul ravvedimento. Cioè chi paga il ritardo dopo il 17, abbiamo detto ci sono vari scaglioni, 15 giorni la possibilità di pagare in modo sprint, quindi avere un minimo di interesse sì. e poi così via fino a un anno. Un minimo di sanzione. Fino a un anno. Fino a un anno, no, però vi sono alcuni enti municipali che addirittura vanno oltre un anno. Quindi in questo caso è bene informarsi con il comune dove appunto ricadono gli immobili soggetti a tassazione. Per quanto riguarda la compilazione, lo abbiamo già citato prima, è preferibile l'F24. Abbiamo capito che è il metodo migliore sia per chi ha più immobili in diversi comuni e anche per altri motivi. Insomma. Certo, nell'F24 naturalmente bisogna compilare, bisogna inserire il codice catastale dell'ente municipale, il codice del tributo, il numero delle unità immobiliari possedute, l'anno di riferimento che è il 2018, cioè se il versamento viene effettuato a novembre del 2019, è sempre il 2018 perché si riferisce al saldo del 2018 e naturalmente bisogna barrare la casella saldo, riportare l'importo che deve essere versato. Però il contribuente non deve altresì dimenticare di barrare la casella ravvedimento, che rappresenta l'unica possibilità per comunicare all'ente municipale di aver provveduto a riparare la svista e quindi di aver regolarizzato la propria posizione nei confronti del comune. Conviene farsi aiutare da un CAF o da un commercialista? Sì, ma comunque è molto semplice. È semplice però, il computo è molto per non molto sbagliare e semplice. lasciare qualche quadratino senza la barra. Allora, passiamo alle domande. La prima riguarda le locazioni, perché ci scrivono, dovrei concedere in locazione un appartamento, sono indeciso se applicare o meno la cedolare secca. Qual è la convenienza effettiva di questo istituto tributario? Allora, innanzitutto non è semplice rispondere a questo dubbioso interrogativo. Infatti, in primo luogo, l'istituto tributario interessa soltanto l'unità immobiliare che è stata concessa in locazione ad uso abitativo.
quindi prende in considerazione le categorie che vanno da A1 ad A11, escluso A10, perché A10 è ufficio e studi, oltre naturalmente a negozi, magazzini e tutte le altre unità immobiliari che non sono utilizzate come abitazioni. Anche qui dobbiamo fare una premessa, perché sembrerebbe, ed è positivo, che nella prossima legge di bilancio forse anche altre unità immobiliari potranno godere di questo istituto della cedolare secca, limitatamente però alla categoria C1, cioè negozi. Quindi probabilmente dal 1 gennaio del 2019 anche chi dovesse concedere in affitto un negozio contraddistinto alla categoria C1 potrebbe utilizzare l'istituto della cedolare secca. Ritornando alla domanda, i pro sicuramente sono quelli di non far confluire i redditi delle locazioni all'interno del proprio reddito complessivo, con il rischio quindi di evitare di sottoporli ad una tassazione molto ma molto più alta, perché c'è l'IRPEF. Infatti l'IRPEF è un'imposta progressiva a scaglioni di redditi che si distribuisce attraverso 5 ben precise percentuali, 23, 27, 38, 41 e addirittura chi supera i 75.000 euro il 43%. Di conseguenza cammina per conto suo questo reddito e si applica nella stragrande maggioranza dei casi un'aliquota fissa che è del 21%. Addirittura c'è l'esenzione delle addizionali comunali, delle addizionali regionali, dell'imposta di registro e anche dell'imposta di bollo. Beh, descritta così come ce la propone l'amministrazione finanziaria, risulta allettante, molto allettante, ma al di là comunque delle apparenze l'opzione va ponderata con particolare attenzione perché non sempre si tratta di un'opportunità favorevole, considerato che in primo luogo il proprietario deve rinunciare per tutta la durata della locazione agli aumenti del canone, anche se sono stati inseriti nel contratto, addirittura anche gli aumenti Istat. Non solo, non va neanche sottovalutato il ruolo delle detrazioni, cioè di tutte quelle spese riconosciute dall'amministrazione finanziaria per ridurre il carico tributario che ogni contribuente deve sopportare, e mi riferisco in particolare alle spese sanitarie, come anche agli interessi sui mutui ipotecari, le spese sul recupero del patrimonio edilizio e via così discorrendo, che se particolarmente consistenti ritengo che non ci siano tutte quelle condizioni favorevoli per aderire alla cedolare secca. Tuttavia, se il contribuente deve o meno optare per questa cedolare secca, il primo e forse unico passo è quello di rivolgersi al proprio commercialista, quindi anche eventualmente al CAF, a chi deve compilare la dichiarazione dei redditi, perché il professionista è a conoscenza della situazione reddituale e patrimoniale del contribuente stesso e quindi lo indirizzerà sulla corretta scelta da adottare al fine di ridurre l'imposizione. Quindi sempre spetta al commercialista, che deve compilare la dichiarazione dei redditi, suggerire o meno l'adesione alla cedolare secca. Il vantaggio per il locatore abbiamo capito qual è, se c'è. Il vantaggio per chi invece prende locazione l'appartamento è quello del blocco dei canoni e poi cos'altro? No, il blocco non può subire l'aumento del canone. Non può subire l'aumento del canone. Ovviamente non pagherà la quota di registro che compete anche a coloro che dovessero utilizzare la via ordinaria, quindi anche per il conduttore. È molto. Altra domanda riguarda invece la spesa per medicinali. Un nostro telespettatore ha acquistato dei farmaci in Germania dove si trovava per lavoro e vuole sapere adesso se può detrarre questa spesa, perché evidentemente era una spesa comunque rilevante dalla denuncia dei redditi, o se esiste qualche convenzione con l'azienda sanitaria locale per un rimborso a titolo di spese farmaceutiche sostenute in altre nazioni. Beh, quanto alla convenzione, diciamo che l'unico soggetto che le può dare una risposta esaustiva è la sua ASL di appartenenza. Tuttavia, per i farmaci che vengono acquistati all'estero si applicano le stesse regole che per i farmaci che si acquistano qui in Italia, e cioè la regola è ormai
notoria, il 19% sull'importo che eccede una somma indetraibile che si chiama franchigia, che è pari a 129 euro e 11 centesimi. 250.000 lire. Esattamente, 250.000 lire. 250.000 lire. Quindi se la documentazione, però questo è importante, sanitaria, è redatta in lingua originale, o addirittura va corredata da una traduzione in italiano che può essere effettuata direttamente dal contribuente e sottoscritta dallo stesso, a condizione che le lingue devono essere queste: inglese, tedesco, francese e spagnolo, perché sono le lingue che si studiano nei nostri istituti, a scuola. Se invece i documenti sono redatti in lingua diversa, vanno addirittura corredate da una traduzione giurata. Le spese relative comunque al trasferimento e al soggiorno, sia pure purtroppo per motivi di salute, non vengono riconosciuti dal fisco per portarle in diminuzione. Quindi soltanto le spese limitatamente ai farmaci. Altra domanda che riguarda questo ambito è una cosa particolare, perché spesso ci capita di acquistare dei prodotti che non sono farmaci ma sono i classici dispositivi, dispositivo medico o dispositivo, e abbiamo questo dubbio sulla detraibilità, e quindi in questo caso il liquido per lenti a contatto chiede la nostra telespettatrice se è equiparabile ai parafarmaci e quindi non detraibile, oppure al contrario può essere portato in diminuzione delle imposte, e ci dice anche, ci dà qualche altra informazione che forse può essere utile: i liquidi sono stati fatturati dal suo ottico insieme alle lenti, specificando il termine liquidi e il termine lenti a contatto, quindi molto chiaro, molto preciso. Allora, innanzitutto la tranquillizziamo alla telespettatrice che sicuramente possono essere portati in diminuzione delle imposte. Infatti il liquido per la manutenzione delle lenti a contatto rientra tra le voci che danno diritto alla detrazione d'imposta. Si tratta quindi di un prodotto necessario all'utilizzo delle lenti che ne fanno parte, come gli occhiali, della categoria protesi, e non di un collirio generico. Nulla pertanto è cambiato fortunatamente, non ci sono né tantomeno circolari né risoluzione da parte dell'Agenzia delle Entrate che introducono novità in materia. Invece non dobbiamo fare confusione con il collirio, perché il collirio non viene inserito come un medicinale e di conseguenza fa parte dei parafarmaci, e sono, se non vado errato, questo è il 7° anno che i parafarmaci non possono essere portati in diminuzione delle imposte, cosa che avveniva invece negli anni precedenti. Ci sono novità da questo punto di vista? Si prevede un allargamento delle categorie? Per il momento c'è un silenzio. Ci sono tante fake news ogni tanto in giro. Sì, ma lasciamo perdere. Sì, lasciare perdere, perché per il momento che io sappia sulle spese sanitarie anche per il 2019 si applicano le regole che abbiamo applicato durante il corso di quest'anno. Altra richiesta, altra domanda: mio figlio per recarsi a scuola utilizza l'autobus e ci chiede il nostro telespettatore se è vero che il costo dell'abbonamento si può portare in diminuzione delle imposte quando si compila il 730. La risposta è affermativa, è prevista infatti questa detrazione del 19% che è stata introdotta dall'ultima legge di bilancio, la numero l'abbiamo citata 205 del dicembre del 2017, quindi c'è la possibilità di portarli in diminuzione delle imposte. L'agevolazione però ha un tetto massimo, cioè fino a 250 euro. Quindi se il figlio della signora, della telespettatrice, ha sostenuto o sosterrà nel 2018 400 euro, il fisco ne riconosce soltanto 2,50 e su questi 2,50 si applica la solita percentuale del 19%. Di conseguenza i genitori potranno usufruire di una detrazione di imposta in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o in alternativa modello redditi, che è pari a 48 euro. Quindi l'agevolazione può essere usufruita da chi utilizza un mezzo di trasporto pubblico, e quindi treni, autobus, eccetera. Sia ben chiaro, si parla di abbonamento, non di singolo corsa, esattamente. Tagliando. Quindi quando dovranno presentare il tutto al commercialista o al CAF, questo abbonamento dovrà contenere i dati completi della ditta emittente, la descrizione del tipo di trasporto, l'ammontare del costo, il numero progressivo e naturalmente anche la data di emissione.
Stavo pensando, ci sono tante spese che i contribuenti non sanno di poter poi portare in diminuzione, sì, per esempio, non so, l'asilo nido o altre situazioni che le famiglie calabresi e italiane pagano con... Certo, ovviamente ognuna di queste voci ha delle peculiarità ben precise, perché su alcune ci sono dei tetti che non possono essere sforati, o comunque se vengono sforati non vengono presi in considerazione, Certo. come anche le spese, non so, veterinarie, tante altre ce ne sono. Le spese funebri, per Le spese esempio, che funebri. c'hanno un tetto di 1.500 euro, se non erro. Sì, si applica 1.549. Esattamente, Si applica. sa tutto a memoria. Ma se ci sono 2 figli con l'abbonamento? Sì, anche la stessa cosa Stessa è cosa. possibile utilizzarle, è Quindi possibile fino a usufruire. 250 euro di Esattamente. detrazione. Beh, insomma, è abbastanza interessante. Altra domanda, molto particolare questa. Sì. Abbiamo da poco adottato un bambino straniero. Gradirei sapere quali spese potranno essere esibite al CAF, considerato che compiliamo il modello 730. Beh, qua è d'obbligo da parte mia una premessa, perché uno dei momenti più importanti nella vita di coppia è dato appunto dal desiderio di voler adottare un bambino, che rappresenta senza ombra di dubbio una scelta tanto delicata quanto particolare per gli stessi coniugi. L'adozione non è un'opera buona, né un fatto di visibilità sociale, né tantomeno a voler essere a tutti i costi genitori. Invece, che cos'è? È un libero e responsabile atto d'amore nei confronti di un bambino che in quanto tale richiede il riconoscimento e il diritto di un bisogno fondamentale. Avere una mamma e un papà ed essere amata e protetta da entrambi i genitori nella stessa abitazione. Di conseguenza la procedura di adozione di un bambino straniero è lunga, difficoltosa e costosissima. Un interminabile malloppo di certificati da presentare al Tribunale dei minorenni per il rilascio del decreto di idoneità dà finalmente il via agli aspiranti mamma e papà a rivolgersi ad un ente autorizzato che a sua volta scelto invia alla coppia l'elenco di tutti i documenti necessari per mettersi in lista d'attesa, dando così luogo ad un vero e proprio tumulto di emozioni. La gioia per il desiderio di un bambino, ma anche l'angoscia di fronte a 1000 difficoltà paventate, un micidiale cocktail di emozioni ben conosciute, e la prego di credermi, per chi ha intrapreso l'impervio cammino dell'adozione internazionale, anche se alla fine il dono di un figlio ripaga da qualsiasi sacrificio. E allora, se siete riusciti finalmente ad ottenere, a realizzare il vostro sogno, avete compiuto un bel gesto di umanità, anche il fisco, sì, proprio il fisco, ribadisco il fisco, poco incline a slanci di magnanimità, quasi a testimoniare la nobiltà del gesto, vi viene incontro. Infatti, per i genitori possono dedurre dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute per l'espletamento delle pratiche burocratiche, quindi per l'adozione internazionale. Sia ben chiaro, parliamo di deduzione, che è una terminologia afferente al non semplice idioma fiscale e consiste nel ridurre il reddito complessivo sul quale si applicherà l'imposta lorda. Quindi tutti i costi sostenuti, legalizzazione dei documenti, traduzione degli stessi, la richiesta dei visti, i trasferimenti, i soggiorni, insomma tutti questi possono essere portati in diminuzione. Naturalmente se questi costi sono stati sostenuti in valuta estera dovranno essere convertiti in euro secondo quanto disposto dalla rigida normativa fiscale. Bene. Per le adozioni a distanza non c'è nessuna possibilità, questo lo citiamo, così come anche per l'affidamento dei minori il fisco non riconosce le spese. Qua sappiamo quali sono le cifre, quindi sono elevatissime, anche perché i genitori euro. che desiderano avere un bambino che è nato non in Italia devono trasferirsi lì, quindi anche il viaggio, l'aereo, il pernottamento, l'albergo, i visti, insomma. In media quanti mesi, quanti anni passano? Dipende. Poi dipende pure dai paesi dove dipende anche dai paesi, il soggiorno, bisogna andare in questi centri dove ci sono questi bambini, l'età dei genitori anche influisce.
sull'età del piccolo. Certo. Comunque è molto molto onerosa, dai 30.000 anche ai 40.000 euro. Bene, una domanda, quando si parla di Tax Freedom Day, cosa si intende? Ci chiede il nostro telespettatore che ha sentito parlare di questo termine, associando la libertà dalle tasse, insomma è molto interessato, solo che non è solo un giorno, è tutto quello che resta da un certo punto in poi. È certamente proprio così. Questo Tax Freedom Day, terminologia anglosassone, è il giorno della libertà fiscale, è il giorno in cui il cittadino immagina di smettere di lavorare per lo Stato e incomincia a guadagnare per sé. Si tratta naturalmente di una data simbolica per dare una misura suggestiva della pressione fiscale. Se la pressione fiscale fosse del 50%, questo Tax Freedom Day cadrebbe il 30 giugno. Certo. In Italia però purtroppo la pressione fiscale è molto molto alta, è del 46,7%. Ciò significa che quasi per metà dell'anno abbiamo lavorato per pagare imposte, tasse e contributi. Ma qual è il giorno fatidico in cui noi ci libereremo dall'oppressione fiscale? È molto semplice calcolarlo. In un anno ci sono 365 giorni. Il 46,7% di 365 giorni è 170. Sta a significare che il contribuente, un impiegato medio con una moglie e figli a carico e con uno stipendio medio, avrà lavorato per ben 170 giorni e quindi fino al 19 giugno per pagare il suo debito nei confronti dello Stato. Un calvario durato 170 giorni. Se noi facciamo una comparazione con gli altri paesi, il Tax Freedom Day cambia. I canadesi hanno lavorato fino al 5 di aprile, gli statunitensi fino al 23 di aprile, i tedeschi fino al 3 di maggio, gli spagnoli fino al 24 maggio, soltanto i francesi ci hanno tenuto compagnia fino al 2 di giugno, cifre che sicuramente faranno arrabbiare tutti i contribuenti del mondo, ma a noi fanno semplicemente sorridere, considerato che ci siamo liberati dalla schiavitù fiscale soltanto a ridosso dell'estate, il 20 giugno, quando è arrivato il Tax Freedom Day. Quindi siamo veramente fino al 20 giugno, per questo ci sentiamo più liberi poi in estate, ci togliamo e ci tuffiamo in mare più tranquilli, più leggeri, certo, però certo. è davvero incredibile. Diciamo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di arrivare, non dico come il Canada, ma almeno come gli Stati Uniti, alla fine di aprile. Speriamo. Se ne parla spesso, ma a quanto ma pare tutti i governi che si sono succeduti ci provano, però fanno poi i conti con però dopo una cosa è il dire, una cosa è il fare e non è semplice. Anche perché poi si finisce per sprofondare e quindi a non volte è è meglio semplice, così. comunque speriamo. Siamo giunti quasi al termine di questa puntata che è stata dedicata nella prima parte all'IMU e Tasi e poi abbiamo risposto alle domande in modo molto, molto approfondito. Naturalmente vi invitiamo comunque a scrivere a pasqualino.pontesi@lice.it per qualsiasi altra richiesta e naturalmente avrete o risposta immediata oppure nel corso della trasmissione sfrutteremo i vostri quesiti per approfondire altri argomenti, ma in particolare per quanto riguarda la prossima dichiarazione, volgiamo lo sguardo alla prossima dichiarazione dei redditi. Cosa possiamo dire ai nostri telespettatori per cercare di ottimizzare il pagamento delle tasse e quindi cercare sempre nel rispetto delle leggi di pagare il meno possibile? Beh, ormai ci abbiamo verso la fine dell'anno e comunque un pensiero al fisco è sempre opportuno e a volte anche conveniente. Una spesa in più in questo periodo potrebbe già tradursi in un risparmio nei prossimi mesi quando saremo costretti a relazionarci con l'amministrazione finanziaria attraverso le dichiarazioni dei redditi. Si tratta in pratica di una procedura utilizzata per ottimizzare il carico fiscale concernente nel posticipare gli incassi ed anticipare le spese. È vero che i fogliettini, le cosiddette oneri deducibili e detraibili, cioè le spese riconosciute dal fisco, le tireremo fuori dal cassetto ad aprile. Però è altrettanto vero che se noi dovessimo anticipare una spesa, questa spesa già noi la possiamo utilizzare dal prossimo anno. In altri termini, se il 31 dicembre del 2018 scade, non so, la rata del mutuo,
ci sono tanti contribuenti che hanno sottoscritto dei mutui ipotecari a 10, 20, 30 anni, non aspettate gennaio, come peraltro possibile, perché se voi la pagate entro il 31 dicembre, l'importo potrà essere portato in diminuzione già dalla prossima dichiarazione dei redditi. Se invece la pagate nel mese di gennaio, i tempi saranno molto più lunghi. E così come anche le spese farmaceutiche e ogni altra spesa. Quindi in qualche modo forse potrebbe sembrare un controsenso anticipare il tutto, però già noi troviamo i benefici in primavera. Quindi se il contribuente si dovesse trovare in un bel mezzo di una cura odontoiatrica che termina nel mese di febbraio del 2019, se ha la possibilità si va a fare la fattura datata 31 dicembre 2018. Anche qui poi si apre un dibattito, delle argomentazioni molto ampie, perché bisogna anche stare attenti sulle spese mediche, perché non tutte le spese che possono essere portate in diminuzione delle imposte. Facciamo l'esempio classico, purtroppo ricorrente: se un medico prescrive al paziente una particolare acqua oligominerale perché ha problemi di natura renale, ebbene l'importo non può essere portato in diminuzione delle imposte, anche se l'acqua è assunta per scopi prettamente terapeutici, perché non riconosciuta dall'amministrazione finanziaria e quindi non rientra tra le spese riconducibili alla detrazione. Quindi questo è organizzarsi, questa è la parola d'ordine. Sì. Quindi anticipare le spese datate non oltre il 31 dicembre 2018 per utilizzarle poi l'anno prossimo, perché la dichiarazione dei redditi fa una fotografia di quello che avviene nell'anno precedente rispetto alla presentazione. Quindi noi l'anno prossimo facciamo una fotografia che va dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre del 2018. Abbiamo fatto l'esempio prima, grazie alla nostra telespettatrice, dell'abbonamento dell'autobus, per esempio. Non tutti sanno che si può portare in diminuzione delle imposte, quindi bisognerebbe fare un vademecum delle spese che si possono... sono moltissime queste spese, sono ampie, sono molte. Magari parlare prima, un dialogo con il nostro commercialista, con il CAF, per capire, perché ci fa chiarezza su quello che si può portare in diminuzione. Grazie a Pasqualino Pontesi, ricordo la mail pasqualinopontesi@alice.it. Noi ci vediamo col prossimo anno, così parleremo approfonditamente di altri argomenti. Delle novità sulla legge di bilancio. Assolutamente, aspettiamo che sia approvata in modo da entrare proprio nel merito. Abbiamo visto che per ora la situazione è abbastanza nebulosa e sappiamo che qualcosa cambierà poi al Senato. Grazie a tutti, Le Rovente torna domani e poi mercoledì prossimo ancora con altri argomenti. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!